Superstrada Pedemontana e Autostrada Valsugana, le due grandi infrastrutture destinate a cambiare l'assetto viabilistico del nostro territorio. Per la Pedemontana, cantieri aperti e conti che tornano. I lavori vanno avanti spediti e, vanno a sapere dalla Regione, nel 2014 subiranno una forte accelerazione. Stiamo parlando di 99 km di superstrada, sono coinvolti 36 comuni, 16 caselli gratuiti per i 36 comuni e ricordiamo che il bilancio finale è di 2 miliardi 130 milioni di euro. Un bilancio finale che tiene conto e ha tenuto conto di tutte le opere di mitigazione chieste dalle amministrazioni. Prova ne sia che questo nastro d'asfalto che doveva correre sostanzialmente sul piano della campagna oggi per oltre il 70% corre in trincea, quindi sarà una superstrada che non si vedrà perché correrà in trincea, quindi sotto il piano di campagna. E se la partita della Pedemontana di fatto è chiusa, la questione è assolutamente aperta per quanto riguarda la Valsugana, un'opera mastodontica che prevede di forare il Monte Grappa e che ha già sollevato 1000 dubbi e perplessità. Ma la Valsugana in questo momento è all'esame della Commissione Nazionale di Valutazione di Impatto Ambientale. La Commissione ha chiesto delle integrazioni al promotore per quanto attiene la parte idrogeologica, in particolare la parte della galleria del Grappa, sostanzialmente un approfondimenti che credo che il promotore presenterà entro fine di ottobre, dopodiché vedremo le conclusioni della Commissione Nazionale Via. Ma la Valsugana non è alternativa alla Valdastico, sono 730 milioni di opere e una nuova strada, una nuova viabilità che è chiesta da tutti i veneti e tutti riconoscono come punto nero la vecchia Valsugana. Dall'altro c'è anche da dire che è sbagliato interpretare la Valsugana come alternativa al completamento del Valdastico Nord. Sono due strade che esistono ed hanno vita propria, non si tenti il giochetto di dire visto che si fa la Valsugana non si faccia più la Valdastico Nord. Noi vogliamo la Valdastico Nord, vogliamo il completamento e lo sfondamento di questa autostrada in Trentino Alto Adige, cercando di trovare una soluzione ovviamente con i colleghi di Trento.